Eccoci col mister di seconda Carrère del 90, un 1-1 alla fine che con un campo quasi impraticabile penso possa soddisfare entrambe le squadre per gioco espresso. Voi avete avuto gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, siete rimasti in 10 e forse avete anche temuto il peggio? Sì, certo, sicuramente dal nostro punto di vista è un buon punto, anche se c'è da dire che comunque al primo tempo abbiamo preso una traversa dopo pochi minuti, quindi il risultato poteva cambiare fino all'inizio e quindi comunque diciamo che per come è andata la partita e per il fatto che siamo rimasti in 10 comunque è un buon punto. Sì, voi siete partiti forte e avete avuto due, forse anche tre occasioni all'inizio per passare in vantaggio, però il calcio è così, quando non si segna poi si passa in vantaggio, si subisce. Secondo lei il campo era praticabile? Perché ho visto l'arbitro con due capitani che l'hanno sondato. Sì, il campo alla fine del primo tempo, quando sono entrati i capitani a controllare, era sicuramente praticabile e probabilmente sì, era giocabile, anche forse probabilmente era al limite, però la partita è stata giusta a controllare. Poi avete bisogno di punti, state lottando per la salvezza, il punto di oggi comunque lo vedete con un'ottica positiva. Sì, certo, l'obiettivo all'inizio partita era quello di fare il bottino pieno, però per come è andata la partita sicuramente è un punto che ci soddisfa. Bene, grazie.